qualche foschia o banco di nebbia, temperature anche qui senza grandi variazioni, addirittura leggermente superiori le massime, più frizzantine invece le temperature all'alba. Venti deboli, Mar Ligure quasi calmo o poco mosse. Tutto. Per questi ulteriori dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo. L'economia e la finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì col sottoscritto Fabrizio Valenza col professor Marco Cassinis. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Docente universitario ed esperto in economia. Oggi iniziamo così. Per fare un tavolo ci vuole il legno. E perché? Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare le cose per gradi, per imparare a fare le cose una per volta, ma soprattutto abbiamo sempre il nostro filo annodato che si dipana. Avevamo parlato del Festival di Sanremo, dei fiori, con un intervento dell'Anna Sretto, un'imprenditrice florovivaistica di Sanremo. Esistono ancora questi fiori? Non ci sono, ci sono. Sì, è un settore importante per la Liguria, ma tanti problemi di competitività che forse nella nostra Italia vengono ignorati. Gli imprenditori faticano tutti i giorni, questi fiori. Allora, il tema della logistica era importante, 1200 km per portare i fiori fino in Olanda. Ad Amsterdam, sì. E tante analisi. Un tempo eravamo leader in questo settore. I fiori ci sono, abbiamo aggiunto un pezzo collegato all'incontro di Deloitte Genova and Friends, l'intervento di Roberto Moncalvo, ex presidente della Coldiretti. Se voi pensate al tema della floricoltura in Liguria, il fiore non si mangia, quindi più o meglio si mangiano i fiorietti, ma non tutti. Pensiamo a un prodotto che è quasi sparito purtroppo dalla produzione, invece caratterizzava gran parte soprattutto del ponente ligure, ma era una produzione importante per questo territorio. Voi pensate perché è sparito? Perché a un certo punto, e la globalizzazione ha aiutato da questo punto di vista purtroppo in termini negativi, del fiore abbiamo pensato solo al suo aspetto estetico, non abbiamo pensato a che cosa c'è dietro il fiore, che è la stessa cosa che c'è dietro ad ogni produzione vegetale o ad ogni produzione animale. Ci sono i produttori, ci sono le regole di produzione, ci sono gli standard ambientali, ci sono gli standard di rispetto dei lavoratori. Dietro un fiore c'è più di un fiore, insomma. Sì, è un po' tutto quello che succede nell'ambito economico. Dietro un prodotto c'è tanto altro. Nel senso, se parliamo dei fiori, cosa dice? Sostanzialmente c'è stata una mancanza di visione strategica. In Italia le imprese forse in una piccola parte o meno, ma certamente la politica industriale non esiste. Dietro il fiore cosa c'è? Fa presente, c'è il lavoro e noi siamo stati colpiti dai lavoratori dei paesi stranieri sottopagati senza tutele rispetto al costo del lavoro italiano, siamo perdenti. C'è tanta regolamentazione per la qualità, se parliamo di fiori qui è che prodotti utilizziamo per concimare, per tenere immuni da parassiti. All'estero si può usare di tutto, in Italia no. Allora ci sono delle regole stringenti, probabilmente anche corretto così, ma in tema di competitività poi siamo perdenti. Se uno passa da una certa parte di Liguria, Savonese, Imperiese, eccetera, tante serre che ci vedevano leader di mercato un tempo adesso sono lì vuote, che vuol dire fallimento di aziende, perdite di posti di lavoro, territorio calpestato. Una delle soluzioni, le proposte che metteva sul piatto Moncalvo, per esempio canapa terapeutica, marijuana terapeutica, noi importiamo tantissimo dall'estero, soprattutto dal Canada. Nella cura questo è diventato un prodotto molto importante nel settore ospedaliero. Importiamo soprattutto perché non ci basta quello che produciamo. Perché non ci basta, correttissimo, cioè volendo ci sarebbe un filone in cui si può andare a produrre e fare mercato, ma è un settore ultra controllato, c'è solo una produzione, chiamiamola militare, nella zona di Firenze, quindi produciamo 10, ci serve 1000 e importiamo. Ecco, le regole qui sono troppo stringenti. È giusto avere regole, ma si dovrebbe avere una visione un po' più ampia e di lungo termine. In tema di competitività, il sindaco di Genova Marco Bucci ha avuto un'idea. Certo. Ora, se io dovessi rispondere Guai Liguria, io vi dico subito, perché il posto più bello dove vivere, e qui c'entra la qualità della vita, lavorare e trascorrere il tempo libero. Queste cose qui da noi si fanno meglio che da altre parti. Noi in collaborazione con la Regione abbiamo fatto un libricino dove ci sono proprio i numeri, ci sono i business case, ci sono i numeri che dicono perché
investire qui in Liguria rende di più che investire da altre parti. Ridugiarsi maniche. Rimboccarsi le maniche, Ecco, è la stata- chiosa del sì, sindaco. aveva segnalato questo, noi abbiamo già detto mugugno a parte, a Genova e in Liguria si è abituati a lavorare. Tema competitività è stato affrontato in modo intelligente. Direi di vedere due derivazioni di questo discorso, uno su base locale, che secondo me è la migliore possibilità di applicare questo discorso messo in piedi dal comune, dalla regione con i finanziamenti micro, macro, quello che è, e un tema più internazionale strabordante. Il Centro Ligure per la Produttività di Genova, quello della Camera di Commercio, ha attivato una serie di servizi per assistere le imprese e per far sì che insomma sopravvivano anche alle prime difficoltà. Sentiamo Sara Padovano, che è del CLP, e poi ragioniamo su quanto dice. Lo sportello per il sostegno alla competitività delle imprese è un servizio del CLP della Camera di Commercio di Genova che offre servizi gratuiti dedicati alle persone che hanno un'idea imprenditoriale e hanno bisogno di essere supportati, ma anche alle imprese già esistenti che hanno bisogno di consulenze specialistiche. Il servizio prevede tutta una serie di attività che vanno dall'accoglienza a sportello ai seminari o alle consulenze specialistiche per le imprese. Quasi 1 migliaio le persone che nel 2018 si sono avvalse della consulenza degli esperti dello sportello. Tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito clpg.it. Questo perché secondo i dati del registro imprese, le imprese che sopravvivono a 3 anni dalla nascita sono il 74,3% a Genova, il 73,2% in Liguria, inferiore al dato italiano che è del 74%. Questa sopravvivenza sale all'85% per chi si è rivolto appunto a questo servizio, che evidentemente dà qualche strumento. Serve, infatti a livello, chiamiamolo, di microattività, certamente chi si va a mettere in proprio ha bisogno di una guida, cioè magari chi era indipendente in un'azienda si mette in proprio con una sua attività commerciale, essere supportato, guidato dagli appuntamenti allo sviluppo di un business plan, come accedere ai finanziamenti è fondamentale. Il servizio che quasi raddoppia la capacità di resistere, di stare sul mercato, evidentemente funziona bene. Ma cosa ci vuole per resistere poi alla fine? Perché è su questo che ci vogliamo misurare. La questione vera è che se io apro un'attività, dal momento in cui tiro sulla saracinesca, la serranda, messaggio per tutti i nostri amici imprenditori all'ascolto, professionisti o anche commercianti, lo sanno benissimo. La questione vera è che tu hai l'affitto, la spazzatura, devi preoccuparti delle tasse sulla pubblicità, se hai una vetrina e l'illumini già passi di categoria e paghi ancora di più. Poi non contiamo se hai un dipendente, 2 dipendenti. Ragazzi, qua 4-5 mila euro come niente ogni mese ti escono. Ma quanto bisogna guadagnare? Perché poi i costi sono certi, i ricavi, gli incassi chissà, perché poi se uno fa il credito hai anche il problema di incassare quei soldi, e non parliamo ovviamente dei margini, dei profitti, che sono tutta un'altra questione. Cioè fare l'imprenditore, che sia il commerciante, l'artigiano, in Italia è una cosa impossibile. Ben vengano tutti questi supporti per cercare di sopravvivere. Le città con il commercio, con le attività sono vive, è fondamentale. D'altro canto non si può nemmeno pretendere un trattamento come quello che per esempio hanno grandissime aziende come Google o Amazon. Beh, le corporation, le multinazionali veramente forse in certi casi tirano troppo la corda. No, perché lo dico ai nostri amici commercianti, appunto imprenditori liguri genovesi che ci stanno ascoltando. Sapete quanto paga Amazon di tasse negli Stati Uniti? Allora, Amazon è a credito. Ecco, guadagna così tanto. Ogni volta che fa un ricavo è a credito. Per certo, cui, la pagano per guadagnare. Praticamente, magari a qualche nostro commerciante viene in mente, potete provare a chiedere 3 miliardi di dollari per aprire il vostro ufficio a Genova. Amazon li ha chiesti per aprire a New York, promettendo, ventilando tra i 25 e i 40 mila posti di lavoro. C'è stata una rivolta, nel senso, pur essendo del partito dei democratici, che quindi sono al governo sul comune di New York, si sono ribellati tutti nel Queens. Cioè i temi sono: uno, i cittadini non vogliono pagare una multinazionale che già guadagna uno sproposito di denari, non vogliono un metodo di lavoro che penalizza i lavoratori, una robotizzazione, un taylorismo, un fordismo fuori moda. E c'è l'anticipazione della bolla commerciale, cioè i lavoratori non sarebbero probabilmente di New York, vengono da fuori, aumento degli affitti, sballa il mercato immobiliare. È un sistema che non è sostenibile, no, non sta in piedi. Da quel punto di vista. Tra poco torniamo e parliamo del DEF.
Il mondo capovolto viaggi? Allora ti sposi! Esiste un solo mondo a Genova dove la lista nozze è unica e personalizzata. È il mondo capovolto viaggi. Un mondo di professionalità e consulenza per Australia, Stati Uniti, Polinesia e altri paradisi lontani. Ti aspettiamo anche il sabato mattina in via Corsica 9 Rosso e in via Pisa 30 Rosso. Il mondo capovolto viaggi. Gli specialisti dei viaggi di nozze. Siamo all'asta, oltre i saldi c'è di più. Scusate ragazzi, oltre agli sconti, cosa avete trovato qui all'asta? Un arredatore esperto che ha progettato tutta la nostra casa senza farci spendere un euro in più. Ah, e poi 10 anni di assistenza garantita. Avete capito? Siamo all'asta, oltre i saldi c'è di più. All'asta del mobile i saldi sono tutta un'altra musica. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Incontro in Confindustria e Presidio oggi a Genova per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria che lamentano ritardi sul pagamento degli stipendi. I ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, i commissari di governo e i dirigenti di Ilva avevano dichiarato di essere incapienti e di non poter pagare i lavoratori, scaricando il problema sull'INPS, denuncia la FIOM Genova. Chiediamo il rispetto degli accordi. Ci sarà un quarto ingresso degli sfollati di Ponte Morandi nelle case abbandonate e avverrà a marzo ultimate le torri temporanee che metteranno in sicurezza le pile 10 e 11 del Moncone Est. È stato deciso nell'incontro tra il sindaco e commissario di Genova Marco Bucci e il comitato degli sfollati il recupero dei beni questa volta sarà a carico dei privati. Sul fronte della demolizione arrivata a terra ieri sera poco dopo le 18:30 al termine di oltre 7 ore di lavoro la seconda trave Gerber del viadotto, è confermata la scelta dell'esplosivo detonante per la demolizione della pila 8 del Moncone Ovest, commissione tecnica che si aggiornerà il 4 marzo per decidere i dettagli dell'operazione. Anche secondo il RIS dei Carabinieri di Roma, i dipinti, sequestrati nel 2017 a Genova al termine della mostra sul pittore Amedeo Modigliani, allestita a Palazzo Ducale, sarebbero tutti falsi. I militari del reparto investigazioni speciali hanno depositato la relazione ai magistrati del Tribunale di Genova che avevano aperto un'inchiesta dopo la denuncia del critico d'arte Carlo Pepi. L'economia e la finanza su Babboleo News, cosa succede in Liguria ogni giovedì con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. E i nostri fiumi di parole che non si fermano mai perché dopo insomma tutti i discorsi pre-DEF adesso siamo al momento in cui si mettono in campo ciascuno i propri capisaldi. Tra poco iniziamo a parlare del nuovo DEF. Sì, esatto, quello del 2020. Di cosa parliamo nello specifico, professore? Beh, abbiamo in questo momento la campagna elettorale chiusa da un lato, sta proseguendo, Sardegna una cosa e l'altra, vediamo la Meloni in campagna elettorale che cosa dice sul reddito di cittadinanza, per esempio. Siamo venuti al sud, abbiamo parlato di lavoro, di infrastrutture, abbiamo parlato di cose che richiedono tempo per essere realizzate. Altri vengono e vi dicono ti do 780 euro al mese. Poi non fa niente che non te li daranno, perché non ve li daranno. Intanto prima che lo capite avete già votato per le elezioni europee. A ciò che si richiede, come dire, una semina si contrappongono, secondo la Meloni, cose troppo semplici da ottenere. Correttamente dice che le cose da fare necessitano di un tempo giusto e accurato, cioè non si cambia da un giorno all'altro un'economia, non ci sono soluzioni panacee che arrivano senza impegno e lavoro. In più dice la manovra è totalmente elettorale, parlando del reddito di cittadinanza, ci sono delle tematiche tecniche, più che altro vediamo che stanno arrivando dei numeri dal punto di vista economico da paura. Ecco. Li sento arrivare questi numeri economici e la campana non mi porta neanche un segno più. No, siamo veramente in una situazione devastante. Si inizia a parlare già di una manovra di aggiustamento. L'intervento del ministro Tria chiarisce l'argomento. In merito alla domanda su un'eventuale manovra correttiva nel 2019, risulta alquanto prematuro esprimersi in tal senso, a poco più di 2 mesi dal confronto con le istituzioni dell'Unione Europea che, ricordo, hanno valutato positivamente la manovra economico-finanziaria a seguito del negoziato che
che è stato portato avanti. Questo, come dire, con numeri allora credo che il normali. nostro ministro Salvini potrebbe prestare una felpa dei pompieri al ministro Tria, il suo collega, perché ogni volta cerca di gettare acqua sul fuoco. Dice non è il caso, si vedrà, abbiamo delle tempistiche, ci sarà a breve l'analisi appunto dei numeri anche a livello europeo. Abbiamo già previsto nella manovra un tesoretto di 2 miliardi da mettere a disposizione, ma va tutto bene, non c'è problema. No, non va tutto bene, i problemi sono tanti. Tutte le misure stanno tardando, ma tutto quello che è successo dall'estate ad oggi ha provocato veramente dei danni molto forti. Dati Istat dell'altro giorno certificano la produzione dicembre sul mese di novembre è scesa di circa il 3,5% e da un dicembre 2018 a 17, quindi da un anno all'altro, di oltre il 7%. Sono diminuite fortemente le scorte delle imprese, che vuol dire non si sta producendo, si consumano le scorte per risparmiare. Il lavoro sta andando come sta andando, è una situazione molto molto pesante. Nonostante quello che dovrebbe essere un boom economico di cui non si ha traccia, anche se devo dire il Premier Conte, uscendo dai confini italiani, porta a casa delle notizie. Ascoltiamolo. Quando sono all'estero, negli incontri bilaterali con i capi di Stato, con i premier omologhi di governo, si parla spesso di leadership nel campo industriale, si parla spesso di nuovi progetti e devo dire non sono spesso neppure io a dover sollecitare attenzione verso il nostro sistema produttivo, ma spesso sono i capi di governo, i capi di Stato che mi chiedono la maggior attenzione, mi chiedono di spendere una buona parola presso le nostre aziende che hanno una leadership riconosciuta nel settore come Leonardo, affinché si possano, con i rispettivi ministri competenti, si possano studiare forme di maggior coinvolgimento, di maggior collaborazione. Quindi la credibilità italiana, secondo il Premier, è fuori discussione, anzi ha una leadership. Sì, credibilità, valore delle imprese italiane. Però sa Fabrizio, io mi sento abbastanza preso in giro, nel senso, io non ritengo che le imprese possano dire grazie al nostro governo o allo Stato italiano. Non parlo solo di questo periodo, è una questione molto più ampia. Tutto quello che le imprese fanno e vale all'estero se lo sono andato a prendere con le unghie e con i denti. Insomma, il supporto in questo senso non mi sembra che un rappresentante istituzionale possa vantarsi del ruolo dell'Italia. Secondo me dovrebbero stare zitti e iniziare veramente e velocemente a mettere in atto delle misure che servono. Nel frattempo noi ci accapigliamo per questioni futili, se vogliamo, dal punto di vista dell'economia, mentre c'è, e questo fa parte del duello in 6 date che riguarda il Premier Salvini. Sì, allora, di cui abbiamo avuto qualche abbiamo data. già parlato qualche cosa. Adesso credo che si sia passati, è passata la nottata per quello che riguardava l'autorizzazione a procedere per il caso del sequestro della nave. Ci sono state le elezioni, sono passate, adesso ci saranno quelle in Sardegna, si va avanti tranquillamente. Credo che Salvini in questo senso poi sia intervenuto a calmierare sempre la situazione. A me preoccupa un tema sempre economico, che è quello degli investimenti e delle infrastrutture. La TAV a livello comunitario hanno iniziato a chiederci conto delle prossime mosse, cioè se non ci diamo un calendario i soldi se li riprendono indietro. Il progetto TAV non è una cosa, per esempio, solo Liguria, Piemonte, confine francese, è un progetto transeuropeo di corridoi, insomma sono temi su cui non ci si può tirare indietro perché abbiamo preso posizione e settimana prossima analizzeremo nel dettaglio, visto che sono arrivate anche delle domande di alcuni ascoltatori, punto per punto tutta una serie di temi. Per me poi quello che diventa interessante invece è: parliamo di banche, c'è stato il decreto salva risparmiatori truffati.
Allora io sono curioso di vedere sui nuovi risparmiatori truffati che cosa succederà. Dai diamanti non nasce niente. A sottolineare l'argomento, un pezzo assolutamente locale, quello del nostro cantautore di riferimento Fabrizio De André, che cita questa chiosa in Via del Campo: dai diamanti non nasce niente. Ecco. Perché parliamo di diamanti? O perché chiamiamo in causa De André che ecco, lì c'è un valore probabilmente vero. Allora, parliamo di truffati delle banche, se così vogliamo dire, ricchi, famosi, imprenditori, persone anche di livello e qualità. Quindi finalmente ci cascano anche loro. Secondo me in questo caso ci sarà una parte di popolazione che dirà: ecco, finalmente anche loro che di soldi ne hanno, eccetera. Volendo potrebbe ci può anche starci questa cosa un po' da chiacchiera da bar, mettiamola così, per correttezza non dovrebbe essere. Diciamo che magari della consapevolezza ci può stare, e quindi dovrebbero essere investitori più informati, da Vasco Rossi a Diana Bracco a Showgirl, la Panicucci, eccetera, o chi gestisce il patrimonio per loro. Ecco, certamente, che sembra confermato che hanno fatto investimenti bancari o tramite banca in diamanti e hanno pagato 100, ma parliamo magari dei 50.000, dei 300, dei 500.000, dei 2 milioni e mezzo di Vasco Rossi, ecco, per esempio. hanno pagato 100 quello che vale 50, 30, 20, cioè 2 milioni e mezzo varrebbero 1,7, 1,8, anzi valgono 500-700 mila. E a quanto pare chi ha venduto perso. loro questo 100 sapeva già che valeva 30. Allora ecco, la questione tra sta l'altro è da giallo, nel senso che sono due società, chiamiamole diamantifiche o di trading di valore dei diamanti. Una si è suicidato, presidente amministratore delegato a maggio, ma era già indagato per truffa, circonvenzione di incapace con i vecchi proprietari, cioè è una spy story in questo senso. Sì. Le banche non avrebbero ruolo, ma sostanzialmente sembra siano state quelle che hanno spinto, anche con incentivi privati magari a funzionari bancari, eccetera. Londra chiama e noi rispondiamo, sentiamo. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Questo è Tusk che di cosa sta parlando? È un Donald Tusk. Noi abbiamo poi una coppia di Donald primari. Questo è un pezzo storico sia nei Clash che nell'intervento. Praticamente ha detto: chi diavolo sarà stato, io mi immagino cosa diavolo vedranno all'inferno quelli che hanno pensato alla Brexit senza procurarsi una via d'uscita. Da un lato, a parte il colore e l'enfasi nelle parole, è corretto, ci siamo mossi, parliamo di Brexit, gli elettori con un azzardo politico con la pancia. Adesso probabilmente molti tornerebbero indietro, è una questione dei sovranismi, uscire dall'Europa, dovranno pagare un sacco di soldi, ci sarà probabilmente il no deal, nessun accordo, e infatti dicono: ma ragazzi, siete fuori, ma che cosa state facendo? L'altro Donald invece, Trump, è lì che sta facendo le guerre nucleari, commerciali tra Corea del Nord, la Cina. Una parte del rallentamento economico italiano è dovuta al rallentamento europeo, che è mondiale, per colpa di Donald. È vero che anche in Italia si dice andiamo a fare la guerra ai francesi che fanno il colonialismo, certo. Trump ha detto andiamo a fare la guerra ai cinesi, che così saremo tutti nel giusto. Sta di fatto che la diplomazia e la politica servirebbero per cautelare questo tipo di cose. A fare le cose con la pancia mi viene in mente quando mi mettono sul tavolo il formaggio e io lo mangio e poi me ne pento. Più o meno siamo sempre un parallelismo azzeccato. Ieri sera, appena sono stato eletto, ho ritenuto opportuno andare a un'assemblea dell'ANPI qui a Bari, dove c'era anche Carlo Nespolo, la presidente dell'ANPI, per dire con chiarezza che la resistenza contro il fascismo non è finita e la dobbiamo continuare tutti assieme. E la seconda, devo essere sincero, ed è vero che siamo un'organizzazione fatta
di tante intelligenze e che se ci diamo una mano possiamo fare tante cose, non ce l'ho avuta io. È venuta ieri Serena Sorrentino, la segretaria della funzione pubblica, a dirmi che sarebbe stato utile oggi andare al CARA, quelli che il governo vuole chiudere, dove sta mettendo fuori, e oggi io, lei e Giuseppe Massafra della segreteria assieme andremo lì, perché deve essere chiaro che questa CGIL nel suo insieme ha un'altra idea di società. Noi siamo quelli che vogliamo cambiare questo paese, noi vogliamo cambiare quest'Italia, noi siamo il sindacato del cambiamento, non Salvini, non la Lega che ci sta portando indietro. Chiudiamo con Landini in pochi secondi. Il nostro Landini nazionale l'abbiamo rimesso volentieri. Sembra che le strade adesso per risistemare l'economia in Italia dovranno passare assolutamente da sindacati e imprenditori. Se non riesce il governo, dobbiamo dare delega a queste associazioni di categoria, a queste istituzioni, di segnare la via. Ogni giovedì si parla di economia e di finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Grazie e a giovedì prossimo, professore. A presto. 1. Scegli il buono più adatto alle tue esigenze di risparmio. 2. Inserisci i dati e i documenti richiesti. 3.